Lazzaroni, assistenzialisti e indegni, parole grosse e offensive nei confronti di una popolazione colpita duramente da un tornado che ha distrutto case, boschi, strade. Una popolazione piegata ma che ha saputo rimboccarsi le maniche e lavorare per sistemare tutti i danni. Eppure una donna di un comune del Bresciano aveva scritto queste parole su Facebook. Lei è stata capace di attaccare brutalmente e anche in maniera molto cattiva l'intera comunità di Rocca Pietore. Lei non ha attaccato il sindaco, l'assessore o l'ufficio tecnico, lei ha attaccato l'intera popolazione definendoci degli assistenzialisti, definendoci degli incapaci, dei fannulloni, con parole anche abbastanza importanti. Parole che hanno trovato la giusta risposta. Il sindaco Andrea De Bernardin ha denunciato l'artefice di questo post ed ha chiesto un risarcimento. Ci sono i presupposti, oltre che per la querela penale, che abbiamo già fatto, anche per l'apertura di un processo civile, quindi noi andremo a chiedere dei danni alla signora e nella fattispecie saranno 1 milione di euro di danni. A breve si aprirà quindi il processo per la richiesta di risarcimento. Il danno, ha spiegato il sindaco di Roccapietore, è stato importante anche a livello turistico. Poi farà il suo corso la denuncia penale. Questa dovrà essere una lezione per tutti coloro che pensano di essere autorizzati a scrivere qualunque cosa su Facebook. Io credo che in certi casi toccare sul portafoglio gli avventati sia sempre una bella cosa, è come quando ti prendi una multa per eccesso di velocità, mi è successo anche a me, la volta successiva tieni un po' più leggero il pedale dell'acceleratore e stavolta credo possa succedere questo.